qui nel XXI secolo, essere qui oggi, avere sfidato oggi la pioggia, negli anni passati il caldo torrido, sia legata a qualcosa di molto importante. Questo qualcosa di molto importante è che noi troviamo qui una sintesi a Murazzo Lutto. Questo ceppo, che potremmo definire anche impropriamente un cenotafio, è essenzialmente la sintesi, da un lato, di tutti i torti subiti dalla Sicilia in questo lungo periodo storico che ci ha visto scomparire come nazione, e dall'altro è anche un momento che ci offre la consapevolezza, l'orgoglio, se mi posso permettere, di guardare al futuro, sapendo che ci sono stati dei nostri concittadini, delle persone che loro malgrado hanno sacrificato la loro vita per un ideale. Questo è ciò che deve spingere gli indipendentisti ad avere l'orgoglio dell'appartenenza a una opzione ideale. E dicevo qualche ora fa, in un momento conviviale, ha il doppio vantaggio di essere l'unica idealità a non avere capelli bianchi o peli bianchi sull'anima.